Ci vorrebbe anche un pochino di civiltà da parte dei cittadini. Lo ha detto ad una giornalista di Grandangolo il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa riguardo la grave situazione di Favara sommersa dai rifiuti. La tirata d'orecchie del prefetto ci starebbe tutta nei confronti di coloro che ad Agrigento abbandonano i sacchetti della spazzatura lungo le principali arterie, a cominciare dalla bretella di Via Dante, da poco ripulita, e che rischia di tornare ad essere una discarica. Così come la strada che dalla passeggiata archeologica conduce allo stadio Esseneto. Se a Favara si è creata una situazione drammatica dal punto di vista igienico-sanitario, la colpa non è certo dei cittadini favaresi. Qualcuno magari ci mette poco ad approfittare del triste momento. Diversa la situazione ad Agrigento, della quale ci stiamo occupando, dove ad agire sono proprio dei cittadini maleducati e assolutamente incivili. Certo, non ci può essere una telecamera ad ogni angolo, ma qualcosa bisogna farla per scovare questi individui spregevoli che arrecano un grande danno soprattutto all'immagine della città. Chissà cosa avranno pensato i turisti scesi dal pullman nei pressi del museo archeologico vedendo i tanti sacchetti sparsi ai bordi della strada. Ecco allora la necessità di impedire a questi soggetti di far male all'ambiente e all'immagine della città. Delle auto civetta potrebbero rappresentare intanto un deterrente. Staremo a vedere in che modo si intenda risolvere la questione.